L'Art Nouveau trovò il suo polo d'attrazione a Vienna, allora il centro di un impero di 50 milioni di persone, di 15 nazioni diverse, ed in un contesto economico fiorente, aristocrazia e borghesia si dilettavano a teatro, nelle sale da ballo, volteggiavano nel valzer e se soffrivano di incubi, manie o inibizioni, facevano la fila da Sigmund Freud. Città ideale nel tollerare la fusione tra le belle arti accademiche e l'arte decorativa, musiva di Gustav Klimt. E se Richard Wagner agoniava all'opera totale in campo musicale, Klimt, Moser e Hoffmann, diffidenti delle profezie dell'oro del Reno e dell'isterismo delle Valchirie, si dissociarono con la secessione viennese. Gli allievi indisciplinati Egon Schiele e Oskar Kokoschka annunciano l'espressionismo e per qualche lustro attorno al 1900 Vienna oscurò Parigi, ove l'impressionismo spegneva gli ultimi fuochi. Proviamo a raccontare questo passaggio di consegne. Prima di decorare, Klimt fu pittore di nature morte e truci, armature ed elmi. Gran maestria, un realismo di maniera che ricorda quello del bronzino. Fortuna volle dovesse dipingere l'ingresso del Kunsthistorische Museum di Vienna e l'arte egizia lo ispirò. Iniziò a favoleggiare nel simbolismo per abbracciare finalmente il suo istinto. Giuditta, donna fatale per Oloferne. La testa del poveretto è sotto le sue sgrinfie. Eppure da lui aveva avuto doni preziosi, collana in oro e pietre, una veste di seta elegante, ma si sa che il corpo si vende, l'anima no. Osserviamo i capelli, una massa nera, ingarbugliata, che par staccarsi dalla parete. Torniamo su un particolare del celebre bacio. Non ha profondità né prospettiva, è un'opera bidimensionale, oro su oro, con fiori, inserti rettangolari e murrine veneziane in Liberty. Associando il mosaico bizantino all'erotismo, il risultato è fatalmente decorativo. Fragili donne che non paiono in imbarazzo davanti al gigantesco orango e neppure se avvolte tra le spire del serpente. Rassegnate, impazienti, seducenti, indecenti, impudiche, insomma, mangiatrici di omuncoli e di Scile ridotto a pelle ed ossa. Rassegnato rinunzia alla tenzone ed assiste con comprensibile curiosità al mondo delle donne. Si potrebbe descrivere le opere, il loro significato, l'ardito ardore del pittore, soffermandoci su dettagli, ma sarebbe superfluo. È stato già detto e francamente non sapremmo dire il perché del foulard verde. Le donne di Oscar son da maritare, miti, gioconde, che di notte
possono volare, uscire dalle tenebre più profonde, nel caso è Proserpine, per riportare la primavera agli umani, e al bar san far divertire. Timide, riservate anche se di modesta condizione, capaci di abbracci teneri e caldi anche nelle notti diacce. Fatale è indubbiamente la donna di Franz von Stuck o la Salomè di Klimt, capaci di far chinare il capo all'uomo dipinto da Koloman Moser. Altre comandano con lo sguardo il ritratto di Klimt. Merita attenzione. È sposata. La fede è sulla mano destra, alla maniera delle donne dell'Est. Il bracciale conferma che il braccio destro è quello importante e al collo ci par di riconoscere una croce ortodossa. Capelli rosso-castani, occhi neri. Apprezza gli arazzi. Potrebbe essere rumena. Klimt, quando vuole, è eccellente. Anche in questa donna accanto al camino, uno sfumato tra il rosso e il nero, ed un senso di solitudine, di nostalgia, di una donna che sa che il fuoco può scaldare, ma non accendere. Mancano le jeunes filles en fleurs. Eccole servite. Una giovane bretone di Ludwig Ferdinand Graf, ipnotizzata dal pittore. L'adolescente di Elena Lunsk-Marowska. Un disegno di Klimt che la copre con una calla. La pubertà, età difficile, e certo non di bronzo come quello di Jean Sturza, ma spesso malinconica come quella dello stesso scultore. Perché non finire con una favola? Kokoschka è l'autore. Qual è la ragione del pianto che riga di Rimmel il fazzoletto verde? L'isola in cui sei stata abbandonata non ti è sufficiente? Lui se n'è andato dopo l'ultimo abbraccio, alzando le vele verso terre lontane. Chi passa s'avvicina a riva e, vedendoti afflitta, ti saluta. Altri alle tue spalle spettegolano. E tu che fai? Prendi un tè ed annusi un fiore in solitaria serenità. È il tempo della fioritura, di nuovi approcci, di confidenze, poetiche lusinghe. Tu preferisci riposare con i tuoi. Un cervo, una lepre, volpi e tassi veglieranno un sonno zeppo di buffe marionette. Un sole a puntini ti sveglierà. Sarà tempo del bagno, di asciugare i capelli con un panno rosso. Sarà un nuovo giorno. Chissà cosa porterà. Una colomba areale ti pogge un fiore e presagio buono. Prima o poi tornerà. Itaca, da dove è partito, è la sua meta.